Allora, vediamo un po' di parlare dell'Auser. Che cosa fa, che cosa sta organizzando, quali sono anche le novità? Sì, noi siamo praticamente immersi in queste richieste che ci provengono motivatamente anche soprattutto dai sindaci dei comuni, di aiutare le persone in difficoltà, persone che hanno bisogno anche, diciamo, di cose magari per noi scontate, per noi accessibili, diciamo così, quello del pasto a domicilio per esempio, della consegna dei farmaci a domicilio, della consegna della spesa a domicilio, ma in modo particolare che hanno bisogno del trasporto, questo accompagnamento protetto verso i luoghi, diciamo così, della salute, della sanità, tipo l'ospedale per fare la visita, tipo il poliambulatorio per fare i prelievi, e hanno bisogno anche di tanta socializzazione, soprattutto gli anziani che sono soli hanno bisogno, ecco, di entrare in questo mondo del volontariato, soprattutto nei nostri circoli, per fare attività culturali, per fare attività, diciamo, anche di svago, per avere momenti di incontro all'interno delle università popolari, dentro i nostri circoli culturali, Ecco, ci perché sono escono quindi, dalla solitudine e certo, quindi hanno ecco, questa quindi Auser è necessità. circoli culturali, Abbiamo praticamente attività che spaziano dall'aiuto alla persona, alla tutela dei beni comuni, quindi la presenza nostra per esempio nei parchi, nei musei, e abbiamo la tutela della persona nel caso dei nonni vigili che stanno praticamente vicino alle scuole appunto per far attraversare i bambini, e abbiamo poi anche i momenti, diciamo così, ludici, quindi ricreativi, momenti di incontro, il ballo, il gioco della dama, degli scacchi, e abbiamo i corsi magari di informatica, dell'uso del computer, e poi anche abbiamo, corsi di sì sì, informatica. l'uso del Ma questi computer. dove si svolgono? In tutte le Dentro i province? nostri circoli abbiamo i circoli attrezzati che hanno ovviamente delle postazioni, quei computer, abbiamo dei volontari che sono bravi, che sono magari ex informatici in pensione, che sono in grado di spiegare, insegnare. Ma anche a Padova, anche a Sì, Treviso, sì, sì, dappertutto? in tutta la realtà veneta Quindi basta basta informarsi informarsi, dell'Auser, ci sono, e poi abbiamo i famosi anni accademici. che Ogni sono... anno praticamente i circoli cosiddetti che fanno attività universitaria per la terza età o per la famosa età libera la chiamiamo noi, programmano, diciamo, incontri con docenti, con professori, con esperti, e poi accompagnano anche queste, diciamo, lezioni, e accompagnano anche con delle visite culturali. Allora c'è il famoso turismo sociale, culturale, si recano a visitare, non so, un museo, una mostra, vanno a visitare borghi antichi, quindi fanno queste, diciamo, escursioni culturali con degli accompagnatori preparati, sempre in questo nostro mondo del volontariato e della promozione sociale. Quindi, diciamo, spaziamo in quel mondo praticamente che dà la possibilità all'anziano di non sentirsi abbandonato, di non sentirsi solo. Poi abbiamo il famoso filo d'argento, che è il telefono aperto, in questo caso quello nazionale, 12 ore al giorno. Poi abbiamo i nostri telefoni, invece noi telefoni, anche i cellulari dei nostri volontari, che raccolgono, diciamo, il bisogno della persona. Molto spesso noi la chiamiamo la telefonia amica perché c'è l'ascolto, c'è la persona che vuole parlare, che vuole essere ascoltata e che vuole avere questo, diciamo, rapporto telefonico per sentirsi comunque legata a qualcun altro. Quindi si Quindi creano proprio dei rapporti di dei rapporti amicizia, di amicizia, di rapporto proprio di, sì, anche di fiducia e di sicurezza. È per quello che noi facciamo anche delle campagne mirate contro le truffe, contro i infatti, raggiri, bravissimo. perché appunto essendo persone anziane, molto spesso sole, aprono le porte. E però quando hanno aperto la porta non sanno se Quindi di fronte magari hanno una potete persona dare, esatto, amica o oppure... un truffatore. Allora noi li informiamo, diamo queste informazioni. Però diciamo, l'aspetto, quello più che dà anche soddisfazione al volontario, è quello di vedere queste anziane, questi anziani che si recano, diciamo, nei nostri circoli, soprattutto al pomeriggio, no, trovano il modo di stare in compagnia, prendono il tè, fanno la chiacchierata, e invece negli ultimi, diciamo, mesi, in raccordo con la Regione Veneto, molti nostri volontari sono impegnati nel progetto Sollievo. Che cos'è questo progetto Sollievo? La Regione ha finanziato questo Quindi è progetto, nuovo sì, questo. questo diciamo ha un anno di vita, però diciamo Sì, è partito sì, soltanto da qualche adesso. mese. La Regione prima con un finanziamento di 1 milione, adesso l'ha raddoppiato in 2 milioni, ha fatto partire questo progetto Sollievo in tutte le aziende USL del Veneto, che prevede cosa? Prevede che la persona con demenza senile iniziale però e con Alzheimer iniziale, che sono ancora nel proprio domicilio, quindi che sono praticamente
seguiti dei loro familiari, possono essere accompagnati, ecco il famoso trasporto protetto, accompagnamento protetto, possono essere accompagnati dai nostri volontari in un centro, in un luogo praticamente di ritrovo per qualche ora al giorno, per dare la possibilità al familiare di uscire un attimo da casa, magari fare una passeggiata o andarsi a fare la spesa. Quindi lo chiamiamo, anche noi lo chiamiamo così, oltre che riprendere diciamo, l'indicazione della Regione, lo chiamiamo progetto sollievo, perché il sollievo è rivolto soprattutto al familiare, perché è il familiare che ha il peso maggiore della persona con demenza o con la persona con Alzheimer. Quindi i nostri volontari che hanno fatto anche un percorso di formazione con gli esperti dell'USL, sono in grado di accompagnarli. Ovviamente quando parliamo di accompagnamento, non è accompagnamento un volontario e la persona con demenza, ma il volontario assieme a un esperto oppure anche assieme a un familiare. Lo accompagnano in questo centro, ci sono altre persone che hanno la stessa difficoltà, si ritrovano, ci sono degli animatori, fanno alcune cosette insieme e poi, non so, dopo 2 o 3 ore li raccompagnano a casa, che non è un servizio sostitutivo diciamo, quello sanitario previsto per chi ha l'Alzheimer o chi ha la demenza senile. È un aiuto che si dà praticamente al familiare, perché il familiare è impegnato 24 ore al giorno. Una persona anziana con Alzheimer praticamente, tra virgolette, obbliga il proprio familiare, in questo caso magari la moglie o il marito oppure i figli o la nuora o quant'altro, li obbligano a rimanere a fianco a lui 24 ore al giorno. Ci sono strutture protette che voi conoscete anche per questi casi? Cioè, quindi sì, ci sono anche i centri diurni, ma allora i centri diurni soprattutto sono finalizzati a chi ha una situazione di gravità molto avanzata, allora lì ci sono gli operatori, gli infermieri, sì, però in questo caso parliamo di persone che hanno praticamente, sono entrate purtroppo in quel tunnel della demenza o dell'Alzheimer, però sono nella fase iniziale. Ovviamente queste fasi iniziali le devono certificare l'USL, non la posso certificare io volontario. Però una volta certificate possono che è una situazione diciamo gestibile, allora si mette in moto la macchina del volontariato con i propri mezzi o con i mezzi che mettono a disposizione i comuni o che mettono a disposizione le stesse USL, le case di riposo, li portiamo, li accompagniamo in questi centri, lì trovano accoglienza, trovano ricreatività, trovano un modo di stare assieme e poi li riaccompagnano a casa. Però dai la possibilità di far respirare i familiari, perché sennò questi qui sono praticamente proprio in prigione, come so dire, sono chiusi dentro le proprie abitazioni per seguire queste persone. Sostanzialmente l'esempio del famoso caffè Alzheimer, no? Certo, sì, infatti quello che si è parlato in questi giorni. Ecco, praticamente si riprende un po' quel percorso lì e si fa questo progetto sollievo. Perfetto, siamo giunti al termine, abbiamo più tempo a disposizione. Grazie Franco Piacentini, Presidente regionale dell'Auser, grazie a voi di averci seguito. Per avere informazioni su tutte le attività che svolge l'Auser, naturalmente www.auserveneto.it, altrimenti trovate le informazioni sulla rubrica telefonica. Sì, anche attraverso i servizi sociali dei comuni. O servizi sociali dei comuni. E per quanto succederà invece al decreto o meno che verrà emanato per l'adeguamento delle pensioni, staremo a vedere e cercheremo di aggiornarvi naturalmente, in modo che poi per capire quali sono gli step da percorrere. Grazie ancora, grazie a voi, ci vediamo naturalmente domani. Grazie.